Poi voglio contare un conto che mi ha contato Maurizio Manca, che ha avuto occasione di ascoltare il radio no, tra Issoso e due reduci della prima guerra, Quartino che in Guanneggio. E tanto Guanneggio, che l'ha nato a Quartino, a Bollamontante scompà, e commentano la musapita, che in appuntano il fusilare, cosa da dimenticare este, tanto già è nuda. Eh, voi rammentate, lei te ne è successo questa cosa? Certo, lei è colpa di questo tenente appena arrivato, che magari noi le avremmo nato, che noi in questo momento di mandare sono soldato da s'attacco, sul battaglione a s'attacco, e se comunque a che effetto procedere, che ovviamente, oggi come te storie, sa sparaula, sa che mi sono restate in conca. All'attacco! Tutti all'attacco, pronti all'attacco! E siamo partiti all'attacco, noi e tantos altri, e questa mitragliatrice non è sparizzato un po' il minuto. E poi chissà, poi quale motivo, poi quale fortuna, mi siamo restati solo noi due. E siamo subito rientrati all'estero in trincea, ma manco entrati in trincea, sul tenentito non si è posto la pistola in conca. Traditori, avete disatteso l'ordine, meritate la fucilazione. E manco il tempo devi pensare, date ordine a tuo soldato schivattare in qua corso, portate questi due al palo, legateli per la fucilazione. E io veramente speranza sperdita. Oramai pare che questa sorte nostra è disegnata, ma a un certo punto compare te quest'uomo Emilio Lusso, che ti intrincea a Schenosi, comandante, e le narra questo duro. Chi li ha portati lì al palo, questi due eroi sardi? Il tenente, è lì il tenente, guardi, capitano, il tenente è lì. Signor tenente, perché questi due sono al palo? Perché hanno disobbedito all'ordine, meritano la fucilazione. Quei due sono due eroi sardi che hanno difeso la trincea e la patria a rischio della loro vita. Più volte sono andati all'attacco per difendere la patria. Deve venire il re in persona perché questi siano fucilati. Sono due eroi, non meritano di essere fucilati, meritano la medaglia. E in che li strempata cara sul librello che io che ti mano a mente con papari a che binché li zaccanni in ocroso, binché li zaccanne. Legga il regolamento, legga qual è il comportamento dei comandanti in trincea. Questi sono due eroi, ripeto, meritano la medaglia, non la fucilazione. Lo tenente che hanno visto gai, insomma, si è preoccupato in un pacco, che minché potano strempare in corte a mie e dei giudizi a mie per il suo comportamento in trincea e a quella maniera con possono scrivere né scrivere né leggere a ordinata sul due soldato slegateli e lasciateli liberi e noi scompa abbiamo dato già l'addio e che ormai nos intendiamo già trapassato dai salvarla adesso plotone di esecuzione e te è una cosa de gai e come non poter lasciare abbiamo già dato l'addio a tutto e invece grazie a sessita di questa persona di Emilio Lusso non l'hanno sapita. Beh, e questo è stato un conto di sostanze che possono essere successo in trincea in un bel Emilio Lusso di turno non bervesito e poverito sono andato sono stato fusilato però vesseria o giberizzo o macchine de sus comandantes
chi non ha poi governetto, a buon lamentate scappare. Questo tenente non colai mai a da innanzi, scolai a casi no, già le schitte se te le poteva succedere.